Il bilancio consolidato rappresenta la chiusura del bilancio che raccoglie, consolida appunto le risultanze del rendiconto di Regione e Giunta e Consiglio e di tutti gli altri soggetti che concorrono alle politiche regionali, siano essi società partecipate o controllate, enti strumentali o organismi di altra natura. Questo, come ha correttamente ricordato il correlatore, avviene in applicazione dei principi contabili che chiedono al Consiglio regionale di valutare non solo le politiche direttamente applicate dalla Regione, ma anche quelle implementate da soggetti giuridicamente distinti dalla Regione, ma che comunque a diverso titolo dipendono dalla politica regionale sulla base degli indirizzi programmatici che il Consiglio approva durante la discussione del DEFR. Stiamo dunque parlando di un documento consuntivo riferito all'esercizio concluso che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo Regione Veneto, come elaborato dal soggetto posto al vertice del gruppo, e cioè la Giunta regionale. Va anche detto, perché rimanga agli atti, che questo atto arriva in aula e quindi in approvazione entro il termine previsto, che è quello del 30 di novembre, che posticipa di 2 mesi quello previsto per legge a causa delle difficoltà legate alla pandemia. Complessivamente i soggetti consolidati facenti parte del perimetro, inclusa la Regione in qualità di holding, sono 30, di cui 8 società e 21 tra enti e agenzie. Il consolidamento dei conti, così come presentato, con la rilevazione delle partite infragruppo e dei rapporti finanziari reciproci, consente dunque l'individuazione della situazione contabile generale della Regione del Veneto attraverso uno stato patrimoniale ed un conto economico. Il bilancio consolidato si chiude con un utile di quasi 293 milioni di euro, di cui 213 riferiti alla gestione di Giunta e Consiglio. Al netto delle rettifiche, dunque, gli altri soggetti del gruppo hanno inciso nella definizione del risultato economico per circa soli 80 milioni di euro ed è la Regione, dunque, che apporta l'80% delle risorse e dei ricavi al gruppo Regione del Veneto. Rispetto all'anno precedente il gruppo è stato ampliato di ulteriori 8 soggetti, 4 sono enti strumentali, di cui 2 aggiunti anche al perimetro di consolidamento e 4 società a partecipazione indiretta. In particolar modo fanno parte del gruppo amministrazione pubblica un organismo strumentale, questo Consiglio regionale appunto, 20 enti strumentali controllati, tra cui a titolo di esempio citiamo gli ATER, gli ESU, Veneto Agricoltura, VEPA, Veneto Lavoro, 13 enti strumentali partecipati, 22 società partecipate direttamente o indirettamente. Rispetto all'anno precedente ci sono 8 nuovi soggetti, 2 dei quali, Fondazione Veneto Film Commission e Parco Naturale Regionale della Lessinia, entrano anche nel perimetro di consolidamento. Rispetto dunque all'elenco dei soggetti che compongono il gruppo, 20 sono considerati irrilevanti e dunque non rientrano nel perimetro del bilancio consolidato, che si assesta oggi a 30 soggetti, 21 enti strumentali e ben 8 società partecipate o controllate. Si capisce, a me pare, subito quanto questo documento, certamente molto tecnico, corrisponde all'esigenza di avere una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente nel complesso delle sue articolazioni organizzative, esercitate appunto anche attraverso la partecipazione e il controllo di società ed enti. Ora, colleghi, i numeri ovviamente di bilancio sono importanti, lo dico da appassionata della materia, lo dico per ragioni professionali, ma anche per convinzione politica. Chi ha l'onere o l'onore di amministrare la cosa pubblica deve prestare attenzione ai numeri. Ma io credo che i numeri sono importanti se servono a dirci qualcosa, se contribuiscono a costruire, a rafforzare una convinzione, se sono utili a fornirci elementi per comprendere una strategia. È certamente vero che l'impostazione che definirei rigorista delle istituzioni comunitarie pre-pandemia, sommata allo stato precario dei conti pubblici nazionali e territoriali, ci ha nel tempo costretto a guardare i numeri anche come valore assoluto, i numeri del bilancio, e quindi ci siamo un po' abituati a giudicare
il numero assoluto del debito pubblico, dell'indebitamento, del rapporto deficit-PIL. Sono questi i numeri che sono stati a lungo al centro della nostra attenzione. A me pare che però oggi le condizioni sono cambiate. L'Europa stessa ci ha indicato una nuova via. L'austerity, l'attenzione ai numeri assoluti dei bilanci non è più sufficiente per consentirci di comprendere il senso delle politiche pubbliche. A maggior ragione oggi che con il PNRR abbiamo anche un vincolo meno stringente in termini di risorse disponibili, teoricamente. E io penso che in questo quadro, quindi di una politica che è costretta a misurarsi con un nuovo modello di accountability, si direbbe, il tema di come anche il bilancio consolidato possa essere uno strumento utile a comprendere come sta agendo la Regione del Veneto attraverso i soggetti partecipati sia un passaggio fondamentale. Il bilancio consolidato della nostra Regione tecnicamente è costruito sicuramente bene. L'elenco dei soggetti che compongono il gruppo e il perimetro di consolidamento è certamente definito su parametri seri e oggettivi, ma se vogliamo rendere di senso questa discussione, io credo che noi dovremmo chiederci che cosa si può dire o che cosa si dice rispetto alla situazione gestionale e organizzativa della Regione del Veneto. Che cosa capiamo rispetto a ciò che è avvenuto nel gruppo 2020, nell'anno 2020, in riferimento alle scelte strategiche di politiche pubbliche? Cosa intendiamo o cosa comprendiamo rispetto alle scelte di governance che la Regione ha messo in campo nell'anno difficilissimo della pandemia? E guardate, a mio giudizio, in questo senso, le informazioni che desumiamo da questo documento amministrativo sono seriamente limitate ai fatti oggettivi, al minimo indispensabile. Anche a leggere la relazione allegata al bilancio consolidato, l'unico elemento strutturale di governance degno di nota sembrerebbe, riferito al 2020, collegato all'operazione di scissione di sistemi territoriali con infrastrutture venete, perché non c'è scritto null'altro in riferimento a scelte strategiche operative che la Regione ha messo in campo nell'anno precedente. Il resto delle società partecipate, controllate, degli enti, ha svolto, sembrerebbe, un'attività ordinaria. Faccio notare che nel 90% dei casi gli indici di realizzazione presentati nel documento sono pari al 100%, al 99%, al 98%. In rari casi mi pare di aver trovato un 97,5%. E altro non è dato sapere. E ora, al netto che è evidente che il soggetto controllore che deve giudicare la percentuale di realizzazione degli obiettivi dà il 100% di capacità realizzativa a se stesso, cioè agli enti che egli stesso governa, capite che c'è un problema generale di valutazione dell'implementazione delle politiche pubbliche. Ma è impensabile immaginare che la galassia articolata delle partecipate, degli enti strumentali alla Regione del Veneto, nell'anno più complicato della storia moderna, abbia svolto soltanto l'ordinaria amministrazione. Cioè che non ci sia nulla degno di nota, di straordinario da rilevare, se non i ritardi oggettivi determinati dalla pandemia. Allora io penso, ma è una riflessione che rimetto all'Aula, che se noi utilizziamo il passaggio del bilancio consolidato soltanto come un passaggio formale e tecnico in cui prendiamo atto della capacità organizzativa, tecnica, amministrativa di mettere insieme i bilanci di tante società, prendiamo atto, allora non è un voto, diciamo, è una presa d'atto del Consiglio, perché è evidente che non può essere nostro compito entrare nel merito delle valutazioni dei bilanci dei singoli enti, peraltro di competenza dei relativi consigli di amministrazione. Quindi acquisiamo come dati di fatto assessore i dati economici, finanziari, patrimoniali del gruppo. Io invece avrei voluto capire non tanto e non solo se i soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento sono inutili o meno, pure elemento rilevante ovviamente, ma avrei anche voluto intendere e comprendere se l'impianto della governance che la Regione del Veneto si è data in questi anni sia utile ai cittadini,
abbia contribuito a risolvere i problemi. Avrei voluto capire se attraverso questo ampio, articolato sistema di società partecipate e controllate abbiamo un parametro che ci dica se abbiamo fatto il meglio per i cittadini del Veneto. E questa è una valutazione politica che è assente nella relazione, che è allegata agli atti e anche, devo dire, nella relazione del Presidente Sandonà. E guardate, questa riflessione la faccio anche perché, preannunciando un po' un argomento che verrà nelle prossime sedute, se io vado a vedere l'impegno che questa Giunta si è posta anche nel DEF 22-24, quindi quello che andremo a discutere tra qualche settimana, trovo solo un generico impegno a un processo di coordinamento, programmazione e controllo del sistema di governance degli enti strumentali e delle società partecipate, e non riesco neppure lì a trovare un'indicazione rispetto a quali sono le intenzioni per il futuro di questa regione. E faccio solo alcuni esempi, tanto per farvi capire la portata delle questioni che stanno dentro questo bilancio consolidato. Il tema di ARPAV. ARPAV finalmente quest'anno, dopo anni di commissariamento, è giunta l'indicazione di un nuovo direttore generale. E questo è un tema che meriterebbe un approfondimento, un ingaggio politico rispetto al nuovo direttore generale, dopo anni di commissariamento, e rispetto ad un ente che sappiamo ha diversi problemi sulla sua strada. C'è la questione del depotenziamento del ruolo del controllo di ARPAV, la carenza storica di personale, la necessità di implementare le attività interne di monitoraggio e di controllo e magari anche i tempi con cui queste attività vengono realizzate. Allora, nell'anno in cui ARPAV finalmente trova un direttore generale, dopo anni di commissariamento, io mi sarei aspettato un impegno, un'indicazione, una strategia rispetto alla nuova fase di ARPAV. Altro esempio, AVEPA. Signori, continuiamo a tralasciare un tema fondamentale nella governance della Regione del Veneto. Nel 2020 AVEPA è stato oggetto di un pesante tentativo di ristrutturazione e riforma, almeno sulla carta. E in questo bilancio consolidato non è fatta menzione di questo fatto. E sappiamo che le intenzioni della Giunta, sappiamo per sentito dire, dovrebbero essere quelle di costituire un unico ente economico, braccio operativo dell'esecutivo, che avrebbe dovuto vedere in AVEPA il punto di caduta di quella proposta di organizzazione delle politiche economiche e finanziarie della nostra regione. E quella riforma è rimasta sospesa lì, proroga su proroga, è rimasta sospesa lì, e nel bilancio consolidato di questa operazione non c'è menzione. E ovviamente mi collego al tema di Veneto Sviluppo, assessore Calzavara. Abbiamo prorogato nel corso del 2021 ulteriormente una scadenza che però arriverà prima o poi, perché le proroghe dilatano nel tempo ma non risolvono i nodi politici che dovete risolvere voi, e dovete dirci che intenzione avete, quali sono i rapporti e la governance che avete intenzione di proporre in una fase storica così delicata in cui il Veneto, i veneti, le imprese del Veneto hanno bisogno di sapere come sarà organizzata la politica economica e finanziaria di questa regione. Avete infatti deciso durante la pandemia di bloccare il processo di riorganizzazione imposto dalla normativa europea che vieterebbe alla Regione del Veneto di far svolgere le politiche di economia e finanza da una società partecipata dai privati. Perché l'Europa ci ha già detto che quella roba lì non si può fare. Allora, per alcuni anni avete svuotato Veneto Sviluppo dalle risorse e immaginato di poter far svolgere quella funzione ad AVEPA, poi però avete approfittato della pandemia per ritornare a fornire Veneto Sviluppo di risorse, essendo il soggetto indicato per la gestione diretta di tutti i fondi legati alla emergenza pandemica. E oggi noi siamo sospesi lì, assessore. Noi siamo sospesi tra Veneto Sviluppo, che ha tutte le risorse per erogare i contributi alle imprese del Veneto che ne hanno bisogno, e le istituzioni comunitarie che ci dicono che non può fare questo mestiere Veneto Sviluppo. Allora, se non è il bilancio consolidato, cioè il momento in cui noi dovremmo guardare, valutare la governance di elementi strategici di politiche regionali, quando è il momento?
E io invece credo, e vado a concludere Presidente, che appunto ragionando insieme di una strategia di governance, capendo quali sono gli strumenti migliori, non per moltiplicare i consigli di amministrazione, non per ipotizzare forme di governance che prevedono nomine esclusive nelle mani della Giunta, ma io penso che dovrebbe essere l'occasione per capire cosa serve al Veneto e capire quali sono gli strumenti migliori per metterlo in campo. E allora lo dico 3 temi che secondo me dovrebbero essere al centro del nostro interesse. Il primo, c'è un grande tema della semplificazione, cioè ciò che serve alle imprese e ai cittadini è avere un soggetto di riferimento, non Veneto Agricoltura, Avepa, Veneto Sviluppo, Veneto Innovazione. La semplificazione è un tema che condividiamo come prioritario, però bisogna iniziare a praticarla, la semplificazione. E di fronte a un tessuto imprenditoriale che ci chiede chiarezza, noi ancora non sappiamo, mi riferisco e penso in particolar modo al settore primario, fortemente preoccupato dal cambiamento di missione di Avepa, ancora non sappiamo cosa sarà per il futuro, in un anno strategico, quello del 2021, che prevede la ricalibratura dei fondi strutturali del settennato. Quindi in un anno strategico noi ancora su questo punto non solo non abbiamo fatto chiarezza, al momento non dimostriamo di avere un'idea di prospettiva. Seconda questione che sottopongo all'Aula per avviarmi alla conclusione, c'è il tema delle garanzie. Anche qua io capisco la necessità di costruire meccanismi e organismi semplici, rapidi, veloci. Però guardate che non è pensabile che la Regione del Veneto costruisca il sistema di enti e società partecipate esclusivamente attraverso un rapporto tra giunta e nominati nei CDA. Perché c'è un tema di controllo e di garanzie che nel pubblico, nella pubblica amministrazione diventa strategico e garanzia di efficacia. E non si può escludere la rappresentanza di tutte le forze politiche da questi processi di riorganizzazione della governance. E infine, e chiudo, c'è davvero il tema di come vogliamo governare questi 30 soggetti che a diverso titolo erogano per nome e per conto della Regione politiche pubbliche. Io penso che diventi strategico in questi anni la necessità in parte di delegare a soggetti esterni alcune funzioni, ma più noi spingiamo nell'esternalizzazione di alcune policy, di alcune politiche pubbliche, altrettanto dobbiamo costruire un sistema di governance che garantisca alla politica il controllo e l'indirizzo di queste politiche. Ecco perché, Presidente, davvero mi avvio alla conclusione. Io penso che il tema del bilancio consolidato non possa essere liquidato da quest'Aula soltanto come una presa d'atto dei bilanci, dei 30 soggetti che contribuiscono a erogare politiche pubbliche regionali, ma dovrebbe essere invece l'occasione per condividere alcune strategie, offrire degli spunti all'organo esecutivo, svolgere insomma pienamente il nostro lavoro, che non è quello di prendere atto di ciò che avviene fuori di noi, ma di provare a organizzarlo, orientarlo, indirizzarlo. Grazie.